Adesso va bene. Adesso vediamo. Zero. Però con buona vita. Tipo ti mettevi. Manca l'aria così. Che cosa state colorando? Io un semaforo. Ecco qui. Semaforo, vediamo se ti ricordi i colori. Sì, facciamo parte tutti. Il rosso cosa si fa? Dove si vede? Va bene, ormai ne possiamo. Richiama subito il 118, vedi che c'è una persona incosciente e tu cominci intanto a fare la prima cosa, cioè la prima cosa è vedere le vie aeree. Le vie aeree tu cominci a vedere, apri la bocca e vedi se ci sono dei corpi strani che impediscono la respirazione. Se le vie aeree invece vedi che sono a posto, cosa fai? Guardi un attimo, devi capire se questo sta respirando. Cosa fai? Guardi il movimento delle narici, logicamente se si muovono, e poi fai questo movimento che si chiama gas, guarda, ascolta e senti. Tu praticamente dovresti sentire, ti metti così, ascolti se lui respira e nel momento in cui ascolti, senti se respira, vedi se si muove il torace o l'addome comunque, vedi se si espande o meno. Se non si muove vuol dire che non sta respirando, quindi vuol dire che ha le vie aeree perde, che comunque non sta respirando. Ti metti una mano sulla carotide, qui sul collo, due dita qua, senti se c'è circolazione. Se non c'è circolazione devi cominciare subito a fare il massaggio cardiaco. Dove si fa il massaggio cardiaco? Non si fa a caso, non si fa qua, si fa in un punto preciso, che è qua. Proprio una volta si faceva in una zona un po' diversa, adesso si fa proprio su questo punto qua, sul processo, e soprattutto ti devi mettere vicino al paziente, con le braccia iperestese, le mani non devono toccare la pelle ma devono restare così, e tu devi, vedi, ti metti in questa zona con le braccia iperestese e cominci a lavorare e lavori col corpo, cioè devi andare col tuo corpo e conti e vai 1, 2, 3, 4, 5, 6 fino a 30. Dopodiché se mettiamo bene, allora tieni vicino, intanto più vicino con le ginocchia, le mani iperestese, guarda, le mani non devono toccare la cute, ok? Così, bravo, e cominci a contare e spingi 1, ecco, con meno forza perché sennò gli spaghi le coste. Va bene? Ecco, 1, 2, ritmico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aspetta amore, no, questo è di Lorenzo, adesso lo facciamo anche per te. Cosa fai tu su? Aria nei polmoni e poi costantemente. Ma vado? Sì, prego. Che Forza, postirometria. forza, fino alla fine. Forza. Ce la facciamo, ok. Immediatamente si diventa rosso, significa che rideva qualcosa oltre lo 0-0. Quindi assolutamente niente. Il piano
Le positività leggere sono dal 0,05, quindi 2-3 bicchieri, ma quelli Una serata pizza e birra. pizza birra. Vediamo il zainetto. Ma che bello. Cosa copiato? Ora lo finisce a casa. Lo stop, lo copio uguale e uguale. Dai, copialo. Guarda su, guarda giù, dai un bacio anche tu. Sì, c'erano quelle finte, Quanto è? 0,3 Che vuol dire? fino a 0,5 ci Ma cosa siamo. vuol dire? 0,3 Quanto ho bevuto? Lui lo sa. coppia. Ecco. Cata. Guarda, sempre su, sta andando su, Non è giusto questo. Non può essere. Vieni qua, ti do un braccialetto. Grazie. Ok, questo è un palloncino. No, fa cantare. Zero uno. Non diglielo. Io lo sorbo bene. Tipo spirometria. Ecco. Qua è 0,0. Niente? 0,2. 0,2, lei un bicchiere e mezzo. Su, su, E che mangi? soffre, soffre. Ecco. Insomma, Ok. Uno. Una birra? Una birra? Quando possiamo partire? Una birra. No, c'è nel fiato qua. Quant'è? 0,5. 0,5. Sei al limite. Ok, Mezzo litro significa che devi aspettare un paio d'orette. ok, va bene. Sì, sì, ma siamo qua a piedi. Uguale, 0,5. 0,5. Lei infatti abbiamo bevuto uguale. Va bene.
Grazie, gentilissimo. Così insomma, visto? Sai che ero il suo amico quello che c'è. Solo perché avete fatti bravi, eh? Uno a te, ma lo devi mettere. Certo. Come in testa? Uno a te Allora, è un Alessandro. e uno a Davide. Va Davide. Ma non metti. Allora dopo questo, solo perché avete fatti bravi, eh? Dammelo mica, se non ce l'ho mi manca. Va bene. Aspetta, nonna. A posto. Cos'è quello? Ciuccia, ciuccia. Bene. Perché stai andando in fretta di cose? Bravo. Chiuso.